E di nuovo ben ritrovati qui al Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni di Casola Valsenio. Ben ritrovati, oggi parliamo di una pianta che un po' mi incuriosisce perché io ho memoria di quando ero una ragazzina, di questa pubblicità di un particolare marchio di caramelle, poi capirete perché, dove c'era questa donna orientale che si metteva in una determinata posizione, adesso tengo il microfono è meglio, facendo una specie di Z. E non erano caramelle in realtà, era un amaro adesso che mi viene in mente, perché oggi andiamo a parlare assieme a Sauro, che è il direttore, ormai lo conoscete, del Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, del rabarbaro. Il rabarbaro, sta pianta che ci troviamo di fronte, pianta molto rigogliosa, molto grande, una pianta per certi aspetti più conosciuta come pianta orientale, pianta delle zone asiatiche, una pianta comunque che anche nei nostri ambienti, soprattutto dove è più fresco, dove è più umido, in montagna in modo particolare, cresce. Il rabarbaro, quello importante, quello usato soprattutto per l'uso alimentare, caramelle, liquori, dolci eventualmente, ma caramelle, liquori e per uso farmaceutico, è il rabarbaro officinale, il Reum officinale, il Reum palmatum, quello chiamato anche rabarbaro cinese, quello conosciuto anche nella pubblicità, queste enormi piante che con lo scapo fiorale raggiungono anche altezze di 2 metri, 1,80 m, ma quello che ci troviamo invece qui di fronte a noi è invece il nostro rabarbaro, il rabarbaro europeo, Reum raponticum, per certi aspetti meno pregiato, ma ugualmente impiegato, ugualmente utilizzato. Il rabarbaro è una pianta perenne che, come dicevo prima, cresce nelle zone fresche e umide, in montagna, dove le temperature non sono molto alte, le temperature di oggi sono l'ideale, sono perfette, se fa fresco la pianta cresce molto meglio, poi di umidità, la temperatura minima è piuttosto bassa, ecco questa è rigogliosa, è bella florida e non si secca. Quando fa molto caldo nei nostri climi, soprattutto d'estate, nei mesi di luglio e agosto, le temperature minime sono sopra i 20 gradi, le massime raggiungono anche 35. Anche i 37, 40. 40 gradi, ecco che questa poverina non ce la fa più, non regge, sembra morta, si spoglia, si svuota, si rimpiccioliscono le foglie, scompaiono addirittura, si seccano completamente, ma questo non vuol dire che la pianta sia morta, tutt'altro, si è solamente messa un po' al riparo, si è messa accucciata e sta cercando di che arrivino condizioni migliori per riuscire a riprendere a vegetare. Quindi, come molto spesso dico, ma d'estate mi muore, non regge. No, solamente in una zona di momento di riposo. Ha creato una situazione in attesa di avere condizioni migliori. Va in riposo anche in inverno, quando fa molto freddo, Un po' nevica. vagabondo questo rabarbaro, si riposa sempre. Beh, cerca comunque le condizioni ottimali per crescere. D'estate dovrebbe essere in vegetazione ugualmente, però è legata molto al clima, alle temperature. È perenne però, quindi tutti gli anni riprende a vegetare. Da sottoterra ricaccia, riesplodono nuovi germogli, nuovi getti e quindi la pianta poi si ingrandisce, sviluppa e nuovi scapi fiorali. Una cosa che mi incuriosisce a vederlo, mi viene proprio da pensare che cioè, delle foglie così belle ci facciamo una foglia, un piatto di insalata, ci si nutre mezza famiglia. Assolutamente è bene non usare la foglia. Una delle parti tossiche della pianta è proprio la foglia. Nel rabarbaro cinese, ma anche in quello europeo, si usa solamente il gambo, cioè quindi questa porzione, questa parte, se ci avviciniamo un pochettino della pianta, il picciolo fogliare, sono questi gambi molto lunghi. Questo è verde rossastro, ci sono alcune varietà che hanno il gambo completamente rosso, triangolare, come quello anche officinale, molto ingrossati, alcuni in primavera sono molto di più, quando è fresco lo sono altrettanto. E sono queste le parti buone da mangiare, da utilizzare in cucina, ad esempio per fare canditi, per fare marmellate, confetture, da usare anche come primo. Ci sono vari tipi di lavorazioni che vengono ottenute. E questa è la parte edule, commestibile, come ancora viene impiegata la radice. Il famoso rabarbo della pubblicità era la radice, la parte cosiddetta droga, la parte contenente i principi attivi, utilizzata soprattutto in erboristeria, in farmaceutica, in veterinaria, in medicina umana, la radice che si raccoglie. Il migliore è il rabarbaro officinale, il rabarbaro, quello con la foglia molto più ondulata di questa qui, palmata lobata, ma ecco, anche questo potremo utilizzarlo. Questo più può andare per l'uso veterinario, meno pregiato, così viene definito. Però Quando mai la mia cagnolina viene trattata meglio di un bambino? sembrano
piante, si usano in erboristeria, dice oggi sono meno utilizzate, ma il rabarbaro lo è sempre stato in molti preparati, in molti prodotti, in molti sciroppi, proprio anche per uso veterinario, come depurativo, come diuretico, come disintossicante del fegato, era importante assieme ad altre erbe amare. Questa non è appartenente alla famiglia delle asteracee, delle composite. Avevamo detto in un'altra puntata che le composite sono un po' più amarognole. Questa invece appartiene alle poligonacee, però è un'altra specie con ancora la radice, che poi non è radice ma è un fusto sotterraneo, perché quello che noi vediamo come gambo è solo un picciolo, oppure uno scapo fiorale, quindi il fusto rimane sottoterra. Però ecco, è questa parte che si utilizza, viene raccolta quando la pianta entra in riposo vegetativo, in inverno, e qui estratta, lavorata, essiccata oppure macerata. Molti liquori, molti digestivi li facciamo proprio con questa parte di pianta messa a macerare nell'alcol in una soluzione idroalcolica molto gradevole, con un buon sapore anche, un marognolo come digestivo, da solo o proprio abbinato con altre erbe. Le caramelle stesse, quelle che troviamo in commercio, sono ricavate sempre dalla lavorazione di questa, chiamiamola impropriamente radice, questa parte sottoterra, questo fusto sotterraneo, e raccolte, lavorate. Il sapore, ecco, ripeto, è leggermente amarognolo, il rabarbaro lega sempre questo, si abbina sempre questo aspetto un pochettino amaro. Ma direi che bello e interessante sia anche di questa pianta quando entra in fioritura, questo scapo fiorale che può essere rosso o giallo a seconda della cultivar, della varietà e della specie esattamente, perché ci sono più specie spontanee sul nostro territorio europeo, chiamiamolo così, oppure quelle coltivate, molto alte, coloratissime, veramente molto belle, con questi frutti a maturazione, forma strana, insolita, che Hanno anche il frutto, quindi, hanno un frutto che non è il che frutto sarà tossico. che non si mangia, non si utilizza, ma non è il frutto classico al quale noi pensiamo come un frutto di pesca, di uva. È un frutto stranissimo, fatto che è quello che è il seme, che servirà per produrre il seme, ma ha un aspetto diverso, piuttosto insolito. Ecco, se noi, mi domando perché mai, però non si sa mai che uno si voglia fare una piantagione di rabarbaro in casa, dubito che si possa coltivare in vaso. Ecco, questa è una di quelle piante che vuole molto spazio, ha bisogno, a differenza di tante aromatiche, che possiamo tenere in vasettini piccoli, possiamo tenerli in vasi medi, questa richiede spazio, richiede fresco, umidità e mezz'ombra. Quindi il vasetto si parte inizialmente, se vogliamo seminare, in vasettini piccoli, ma per avere una pianta adulta dalla quale vogliamo raccogliere anche delle scappi, delle steli, e quindi dei piccioli fogliari, dobbiamo metterla almeno in un vaso 24-26 di diametro. Primi tempi può stare in un vasetto più piccolo, ma dobbiamo dargli spazio, posto, altrimenti fatica a crescere. Poi cerchiamo, se siamo sul terrazzo, sul davanzale, un luogo a mezz'ombra, un po' riparato, dove le temperature non siano mai troppo elevate, troppo alte. Questo è fondamentale. E la pianta in questo modo riesce molto meglio a sviluppare, a crescere, a vivere. Si bagna spesso, deve stare umida. Fresco umido è fondamentale. Sotto la Bagniamo siccità. foglie e terriccio o solo terriccio? Io bagnerei sempre solamente sotto. Può essere una bagnatina sopra per dare l'idea della rugiada durante la notte, ed è importante annaffiare la sera, quando non c'è più il sole. Questa è condizione che serve per tutte quante le specie ornamentali, le specie decorative, le specie aromatiche, ma soprattutto sotto chioma è fondamentale. Una spruzzatina, se dovesse essere necessario, proprio per rinfrescare un po' la pianta, ma sempre durante la notte, può servire. Per il resto, sotto chioma, nel vaso, si bagna, si tiene un po' di umidità. Hai introdotto questa cosa che mi ha sempre un po' incuriosito. Perché è bene annaffiare la sera e non insomma, in qualunque altro momento della giornata? Poi magari succede, però perché è consigliata la sera? La sera in primo luogo perché abbiamo una notte con temperature più basse, quindi in quelle 10 ore, 12 ore di tempo, in cui la pianta può assorbire più facilmente gli elementi nutritivi, l'acqua stessa. Il terreno non è troppo caldo, dovrebbe essersi raffreddato, e quindi riesce in questo modo ancora a non scottare, a portare l'acqua che viene apportata aggiunta, sbalzi termici e quindi sofferenza da parte dell'apparato radicale. Poi ancora la pianta, mi ha detto, si riprende più facilmente durante la notte. Durante il giorno potremo andare a rischiare scottature, soprattutto se bagniamo sopra chioma, sulle foglie, soprattutto se la fiatura che viene fatta è una fiatura temporanea, momentanea,
molte specie si annaffiano di giorno, soprattutto molte colture agrarie, però si continua per 10 ore, 12 ore a bagnarle. In questo caso si apporta, che so, nel vasetto mezzo litro d'acqua, un litro d'acqua. Se poi fosse periodica e regolare, con un contagocce, con misuratori, ci sono varie tecnologie oggi molto diffuse, molto meglio ancora. Però bagnare la sera è l'ideale, è il modo migliore per conservare più a lungo l'umidità, il terreno fresco, evitare minore perdita di evapotranspirazione e danneggiare meno la pianta. Questo anche in inverno? In inverno la pianta è in riposo, quindi serve meno acqua, è fondamentale apportare meno, bagnare il meno possibile per evitare marciume, la pianta poi comunque è ferma. Si tiene appena umido il terreno, se serve o neanche, addirittura potremo in alcuni casi anche bagnare quasi niente e aspettare poi che la primavera riprenda il suo ciclo. Tornando al discorso estivo, potrebbe essere utile, a volte mettiamo per comodità, per praticità, i vasi in terracotta, che sono più belli sicuramente. Il vaso invece in plastica nera, che si trova facilmente, costa molto meno, è a volte più leggero, è sicuramente per le piante anche di queste, come il rabarbaro, meno adatto, meno indicato, però si può utilizzare lo stesso quando fa molto caldo, perché il terreno risente di più del calore, risente più delle temperature esterne, e anche la parte radicale, che sentendo molto caldo, rallenta il suo sviluppo, la sua attività. Il coccio protegge un pochettino, fa da isolante, fa da protettivo, e allora possiamo garantire un miglior ambiente, una miglior vita alla nostra piantina, che proprio per via dell'apparato radicale, che deve essere quello più in forza, sempre più robusto, deve mantenersi bene, nulla da togliere alla porzione epigea, quindi alle foglie, alle piccioli, che dovranno essere ugualmente belli, però la radice è importante che stia bene. Ecco, se è tossica per l'uomo, la foglia lo è, immagino, anche per gli animali domestici, quindi se abbiamo cani, gatti, furetti, topini, piuttosto che coniglietti in casa, bisogna avere una particolare attenzione. Possiamo avere un po' attenzione, dobbiamo cercare, in genere gli animali riescono spesso a scartarle, non si buttano, non si mettono a mangiare tutto quanto, hanno un loro sesto senso, una loro capacità, e quindi scartano le specie che sono spesso tossiche, a meno che non trovino nient'altro da mangiare, che allora qualche cosa mettono anche in bocca. Non ha un grosso disturbo comunque, però dobbiamo sempre pensare che la foglia non va ingerita, non va mangiata. Particolari accorgimenti, quindi annaffiare la sera, deve essere abbastanza umida, in una zona di mezz'ombra, va concimata, ci sono altre cose che dobbiamo fare o è sufficiente quello che ci hai detto? Ma le notizie che ho dato sono già più che sufficienti. Apportare di tanto in tanto un poco di sostanza organica, nutrimento, può servire, può essere utile, soprattutto quando si rinvasa la pianta, si toglie dal vaso vecchio, si mette in vaso nuovo, un terriccio va più che bene, è più che sufficiente. Evitare comunque, ma non lo si fa quasi mai, di mettere nei vasi, in questi vasi, terreno troppo compatto, troppo asfittico. Si usa un terriccio apposta, e questo con semmai aggiunta di altri elementi che permettono un migliore passaggio, drenaggio dell'acqua. Deve essere tenuta umida, appena umida, insomma, questo è fondamentale, non allagata. Poi concimazione, ripeto, possono essere di aiuto sicuramente, anche perché la disponibilità di terra e di alimenti nutritivi in un vaso sono sempre molto modesti, molto limitati. In pieno campo direi che problemi non ci siano, anzi in terra, se messa in giardino, la pianta sarà molto più rigogliosa, sarà ancora più bella, più forte, più florida, soprattutto se ci sono annaffiature, se ci sono piccole irrigazioni, se ci sono delle apporti di anche elementi nutritivi, perché no? Però in terra la pianta è molto più libera. Qualche zappettatura, qualche piccola lavorazione, rottura della crosta terrestre, della crosta superficiale del terreno, sicuramente migliora anche quella che è la freschezza del terreno e quel fenomeno di evapotranspirazione dovuto alla crosta che la terra fa. È una radice, ha tante proprietà, oltre a quella più famosa di fare le caramelle. Parliamo del rabarbaro, Valentina. Sì, è una pianta maestosa, forse l'avrei vista con dalle foglie enormi e estremamente tossiche, tant'è che da un decotto delle foglie si possono preparare degli insetticidi. Paradossalmente il picciolo invece è commestibile, si usa nelle insalate o per preparare marmellate deliziose. Quello che si usa invece in fitoterapia non è né uno né l'altro, ma come dicevi tu, il rizoma sotterraneo, che viene raccolto durante il periodo di riposo vegetativo della pianta, quindi in autunno.
Viene pulito un po' di tutte le sue radichette, sezionato longitudinalmente in modo da favorire poi l'essiccazione che di solito avviene o al sole o comunque in un ambiente areato. Si presenta come una radice abbastanza grossa, carnosa, dall'epicarpo, la buccia esterna colorata in rosso, rosso-bruno. L'odore è penetrante ma comunque gradevole, il sapore invece è estremamente amaro. Ottimo, lo allunghiamo con la stevia, ne abbiamo parlato quindi. Esatto, potrebbe essere un'idea. Contiene dei principi attivi che sono dei glicosidi antrachinonici che hanno un'azione lassativa, mentre i tannini che presenta sempre questa pianta hanno un'azione invece proprio tutto il contrario, astringente. Quindi a piccole dosi il rabarbaro viene usato anche per curare diarree, per la sua azione astringente negli allestimenti di amari, tonici digestivi. A dosi invece più elevate ha proprio questa azione di purgante, lassativo, va a inibire l'assorbimento dei liquidi e degli elettroliti e sali e nello stesso tempo aumenta la motilità intestinale. Per via di questa presenza di questi glicosidi antrachinonici l'uso del rabarbaro è sconsigliato in gravidanza. A partire dal rabarbaro è possibile preparare una tintura madre, quindi una soluzione idroalcolica che presenta le proprietà appunto viste finora, quindi una proprietà lassativa ma anche stimolante, tonica, digestiva. È da provare questo rabarbaro. Non solo delle caramelle. No? No, ma soprattutto però state attenti. Allora, se avete dei problemi di stitichezza, mangiate del rabarbaro finché ce n'è. Se avete il problema contrario, non esagerate, mi raccomando. Non vorremmo creare dei danni laddove magari per una volta non ce ne sono. Ci sono delle malattie di cui soffre in particolare il rabarbaro? Io vedo qua dei bucanini, tanto tutte le volte che mi sembra che ci sia qualcosa di strano mi dici che è sempre la cosa più normale del mondo, quindi scoprirò che è normale che sia così. Certo, la foglia intera, sana, è quella normale. Anche la foglia in questo caso, che potrebbe essere tossica per noi, non lo è per molti insetti, vanno tanti insettini a rosicchiare, tante larve di insetti diversi. Questo ecco, si verifica spesso. Finché l'attacco non è molto grave, non è marcato, non è particolarmente evidente, direi che si possa lasciare stare, non serve intervenire. A volte sono poche larve e non sono un problema. Capita a volte di trovare invece attacchi molto forti di afide nero, afide verde sulla infiorescenza, sullo scapo fiorale, soprattutto nei mesi di maggio quando la pianta entra in fioritura, e a volte può dare dei danni seri. Ora in quel caso occorre intervenire. Ci possono essere attacchi anche di ragnetto, oppure c'è una larva enorme, la sfinge testa di morto, bellissima, colorata. Bellissima, io non ho un dubbio al mondo di quanto possa essere bella la sfinge testa di morto. Che questa quando arriva crea danni notevoli, rapidamente si mangia le foglie, le divora. Cosa pretendiamo da un animale che si chiama sfinge testa di morto? È una bellissima farfalla, però questa larva, ecco, quando viene deposta inizia a lavorare, a nutrirsi, fa i suoi danni. Per fortuna non è così marcato, non è così frequente trovarla, vederla, però capita ogni tanto anche la sua presenza. E allora, grazie a Sauro, oggi abbiamo scoperto il rabarbaro. Ricordate, se volete farvi la vostra piantagione di rabarbaro, le foglie sono tossiche, queste bellissime fogliolone enormi così verdi che ti vengono da dire ma ci mangiamo una famiglia all'insalata, non si possono mangiare. È commestibile invece questo che in realtà non è il gambo ma il picciolo fogliare. È commestibile quindi dal picciolo fogliare fino a giù alla radice, che non è invece la radice ma il vero e proprio fusto. Ci si possono fare diverse ricette, viene impiegato in farmaceutica, in erboristeria, ma per altri dettagli lasciamo la parola ai nostri esperti, ma soprattutto andiamo anche in cucina ad assaggiare la ricetta di Katia, non vedo l'ora. Oggi partiamo dalla frutta, andiamo a fare delle pere volpine, quindi un frutto ormai dimenticato che conoscete ormai perché dopo la visita al giardino officinale sicuramente le conoscete e vi avranno anche spiegato il perché di volpine, forse, chissà. La censura nel 1500 più o meno gli ha cambiato nome da poppina, da seno della donna,
a Volpina, perché non si poteva, era troppo sconci. In alcuni paesi, nel Veneto mi sembra, la conoscono come pera popparola, infatti. È molto semplice. Andiamo a depositare in una teglia le nostre pere. Andiamo a cospargerle di Sangiovese in questo caso, ma va bene un vino rosso giovane, se è un novello ancora meglio. Dopodiché andiamo a coprirle di zucchero. In questo caso io preferisco lo zucchero di canna perché ha quel gusto amarognolo che si adatta a questo tipo di prodotto. Dopodiché, per dare un po' di sapore, prendiamo il rabarbaro, prendiamo dei gambi di rabarbaro e li spezzettiamo ed andiamo a metterlo con le nostre pere. Inforniamo le nostre pere. Domanda, ma quanto tempo devono stare nel forno? Ma a che temperatura? Allora, il problema tecnico è questo, che abbiamo un frutto, come avete visto, molto irregolare, quindi non sempre si può quantificare, posso dirvi un quarto d'ora, mezz'ora. Voi guardate semplicemente questo frutto, quando lo zucchero sopra è bello caramellato e vedete che incomincia ad appassire proprio, è il momento giusto. La temperatura normalmente sui 170-180 gradi, forno caldo, perché così aggredisce subito il prodotto, e andiamo a togliere il nostro risultato finale. Ai ai! Come vedete abbiamo il vino che si è ristretto, il rabarbaro che si è appassito e le nostre pere che hanno perso un pochino la loro bella forma rotonda, sono diventate più appassite, lo zucchero sopra si è caramellato un pochino e abbiamo il nostro dolce pronto. Andiamo appunto a cospargere col nostro vino caramellato, perché come vedete ha una consistenza quasi da caramello. Allora, amici di Diffusion, vi è venuto appetito, ma soprattutto vi è venuta voglia di coltivare sul vostro piccolo balcone una piantina di timo? A me sì, ci proverò e poi vi farò sapere com'è andata. Allora, adesso chiudiamo la parentesi del giovedì con la natura, andiamo a parlare di nuove tecnologie, perché vi anticipo già la puntata di domani di iLife, che è dedicata a un sistema ibrido di calore tra pompa di calore e una caldaia, insomma una cosa piuttosto complicata, lo vedete anche dalla difficoltà che ho io nel descriverla, ma grazie a Giuseppe Valentino sarà semplicissima. E poi scopriamo anche come sostituire un deviatore e tutti i segreti del motore magnetico. Non perdetela la puntata di domani, io vi aspetto qui.